Un'apertura eccezionale. Da oggi per la prima volta si possono visitare a Recanati gli ambienti privati di Casa Leopardi, dove il poeta visse con i fratelli scrivendo versi immortali. Gianni Maritati. Sono qui perché non è possibile resistere al fascino di questo luogo. Quando si varcano quelle stanze si prova sempre una bella sensazione. Sono i primi visitatori dopo 2 secoli. Per la prima volta, infatti, aprono al pubblico, dopo accurati restauri, gli appartamenti privati di Giacomo Leopardi a Recanati. Un evento eccezionale, previsto già a marzo ma rimandato per l'emergenza virus. Il nuovo percorso si chiama Ove abita il fanciullo, da un verso delle ricordanze, e rispetta tutte le norme di sicurezza. Qui il giovane favoloso giocava con i fratelli, ammirava le collezioni d'arte della sua famiglia, ma soprattutto trovava ispirazione per le sue poesie. In questi luoghi Giacomo ha passato probabilmente gli anni più belli della sua vita, quelli della gioventù, del sogno, dell'immaginazione. A questo tavolo ha poetato, come lui stesso scrive nelle ricordanze, e da questa finestra ha visto le vaghe stelle dell'Orsa e ha occhiaggiato la sua amata luna. Un altro simbolo di ripartenza a Firenze, in sicurezza naturalmente. Con la quarta sinfonia di Schubert, Zubin Mehta ha dato il via al Maggio Musicale Fiorentino, il primo ente lirico italiano che riapre le porte al pubblico. Presenti un centinaio di spettatori entusiasti. Il Napoli batte la Juventus e conquista la sua 6ª Coppa Italia.